Buongiorno, sono il Vesuvio, sì, proprio io, quello che si affaccia sul golfo di Napoli, quello che guardi ogni giorno passando dalle vie della città, da ogni punto, quello che fotografi ogni giorno per ogni tuo selfie, quello che poi mostri con orgoglio a tutto il mondo, quello che ormai da secoli è spento, ma non dorme, no, non dormo per vegliare su di voi. Sapete, anni fa, per essermi svegliato, accadde una tragedia. Pompei e Ercolano furono sommerse dalla mia ira e il golfo, riempito di lava, incandescente. Si alzò il livello del mare. Guarda, lo vedi? Quello è Palazzo Donn'Anna. Sai, c'era un piano in più, ma la lava fu tanta che il primo piano fu sommerso. Fai un tuffo, guarda lì sotto, vedrai la verità. Scienziati ogni giorno vengono a vedermi, come medici che controllano ammalati di corsia. Cercano di capire, di studiare, di prevedere se questo tappo che ho di dentro salterà di nuovo. Ma io non sono un ammalato, niente affatto. Sono vecchio, ma ben messo. Per dirla tutta, sono una roccia. Stamattina al mio risveglio ho sentito un gran calore. Poi ho compreso, poi ho capito che quei soliti balordi che la mano che fatiente hanno dato fuoco al fuoco. Poveri idioti. Ma cosa sperate? Che quest'atto inetto e ignobile possa farmi dare atto alla violenza? Vi sbagliate. Non potrei. Immaginate che disastro e poi dare manforte a chi ha sperato vi bruciassi. Quello è il gioco del pallone. È un insulto assai villano, ma che viene da lontano. È sicuro, non sperate. È sicuro, non sperato. Ma la triste verità è che tu e questa città sei venuto fin quassù per vedermi a testa in giù. Proprio tu, la mia gente, panamane che fatienta. Che figura in merda che t'ha fatta. Io mo torno a dormire, siendo a me, è meglio così. Fronte